Siamo con Hélène Conte, allenatore del Cesena, dopo la sconfitta delle sue ragazze per 2-1 contro la Ternana. Mister, oggi è difficile fare un'analisi tecnica della partita, una partita fortemente condizionata dalle condizioni meteorologiche e comunque nonostante questo il suo Cesena è riuscito a rimanere in partita fino all'ultimo con gran carattere. Sì, secondo me è una partita a pareggio perché il primo tempo sicuramente ha fatto meglio la Ternana, ma il secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Il secondo gol nasce da un episodio che purtroppo non ci ha girato nella maniera giusta e quindi lì diciamo che ha girato un pochettino la partita, anche se l'abbiamo riaperta nei tempi giusti per poter provare l'ultimo assalto finale. Chiaro che oggi non era una partita di calcio perché comunque il campo era molto 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 bagnato e quindi è venuta fuori un pochino sicuramente l'esperienza delle giocatrici della Ternana, erano giocatrici di valore come Pirone, insomma gente che ha giocato qualche partita in Serie A e quindi sa come gestire anche certe situazioni, però io sinceramente devo fare i complimenti alle mie ragazze perché sono state veramente veramente molto brave contro un avversario fortissimo, perché secondo me sono al momento la squadra più forte del girone che abbiamo incontrato e meritano di stare dove sono, quindi gli facciamo i complimenti per la vittoria, però io credo che oggi alla fine forse un pareggio era la cosa più giusta. Grazie mister. Prego. Siamo con Fabio Melillo, allenatore della Ternana, dopo la vittoria delle sue ragazze per 2-1 sul Cesena. Mister, oggi è difficile fare un'analisi tecnico-tattica della partita, viste le condizioni meteorologiche, quindi del campo. Però le sue ragazze con gran carattere sono riuscite a portare a casa 3 punti importantissimi su un campo difficile, ostico. Sì, sicuramente. È una partita difficile da giudicare dal punto di vista tecnico, anche se devo dire nel momento in cui nel primo tempo siamo andati in vantaggio l'abbiamo fatto trovando 3-4 capacità di giocate con qualità dove le ragazze sono state veramente brave perché è veramente impossibile trovare linee di passaggio e quello che ci poteva tornare utile per sviluppare il gioco, quindi poi dopo è stata tutta una lotta di carattere. Sono due squadre di carattere che stanno dando tanto al campionato di Serie B, si vede anche il Cesena molto preparato da questo punto di vista, è stata una vera battaglia che credo vinciamo con merito, però insomma riconoscendo anche le virtù altrui. Noi sono 3 punti molto importanti perché ci consentono di rimanere in alto e non è per niente scontato perché oggi chi ha visto la partita sa di cosa parliamo era veramente ai limiti del praticabile poter giocare in questa maniera, però insomma ecco un'altra grande prestazione di mentalità e voglia. Adesso si entra in una settimana molto importante, quella che vi porterà allo scontro diretto per il primo posto contro la Lazio. Ha già in mente come preparare questa sfida? Sì, intanto vediamo un pochino le condizioni di un po' di ragazzi perché già oggi un paio hanno giocato che se non era il Cesena sinceramente non so se le avremmo schierate. Quindi dobbiamo recuperare un po' sia di energie che dal punto di vista fisico. Poi dopo sappiamo che sarà una partita importante, equilibrata, però il campionato è ancora molto lungo e insomma c'è voglia di rimanere in alto, di continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Se fai 12 partite, 11 vittorie, significa che hai una squadra pronta. E poi al cospetto della Lazio che ritengo che abbia una rosa importante, forse la più importante del campionato. Dobbiamo andare con le nostre armi perché credo che finora abbiamo dimostrato che la Ternana è quella che ha giocato un po' più propositiva, che produce tanto, che fa tanti gol e ha un'idea di gioco, insomma, quindi cerchiamo di mettere in pratica queste emozioni. Grazie mister. Grazie a te. Siamo con Wagner, migliore in campo quest'oggi, con la sua doppietta ha permesso alla Ternana di portare a casa 3 punti da Cesena. Florin, innanzitutto partirei dalla doppietta segnata, che emozione è stata per te oggi? No, è stata bellissima, ma meno male abbiamo vinto in questo campo, non era facile. Sì, ora festeggiamo un pochino solo.
e le condizioni di oggi non aiutavano assolutamente né voi né le vostre avversarie. Quanto è stato difficile giocare sotto questa pioggia e con un campo così pesante? No, è stato troppo difficile, voglio dire, ma sì, abbiamo fatto bene, alla fine abbiamo fatto un Prossim- po' di più. Scusa. Prossima settimana c'è la Lazio e ora vi aspetta una settimana importante di lavoro. Sì, questa settimana è importantissima, ma comunque ogni partita è importante in questo campionato. Grazie mille.